di vecchi non vi scalata. Ci troviamo a Goni e in questa nuova puntata stiamo per visitare un monotorre molto particolare. Di che nuraghe si tratta? Si tratta del nuraghe Goni, che è appunto un gigante monotorre costruito in pietra calcarea, lo vedete qui alle nostre spalle, siamo molto ansiosi di vederlo. Prima di tutto vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Andiamo subito a visitarlo, anche perché sta facendo buio. No, prima la sigla! Siamo giunti all'ingresso del nuraghe, accompagnati da questo suono melodioso delle pecore. Siamo veramente curiosi di vedere che cosa ci riserva questo gigante costruito in calcare e facciamo un giro attorno al nuraghe prima di entrare. Ecco qua vediamo il lago Mulargia, veramente immenso. Qui possiamo anche notare la caratteristica costruttiva, fino a circa 3,5 m, 4 di altezza sono stati utilizzati dei grossi blocchi di calcare appena sbostati, e poi da un certo livello in su sono tutte pietre abbastanza basse e larghe. Bene, terminiamo di circumnavigare dall'esterno il nuraghe e poi entriamo. È sempre un'emozione molto intensa entrare dentro ad un nuraghe. Come potete vedere abbiamo la classica finestrella di scarico con l'architrave possente. Poi subito qui all'entrata possiamo notare questo aggetto che appunto dà una forma molto caratteristica a V rovesciata. Vorrei veramente soffermarmi su, diciamo, quella disposizione a V delle varie pietre, insomma, è veramente spettacolare. Ecco, qui alla vostra destra abbiamo un'apertura, sembrano appunto delle scale che forse portavano al piano superiore, ma che appunto sembrano ostruite oppure chiuse volontariamente. Procedendo abbiamo una prima nicchia, qui abbiamo un'altra nicchia quasi centrale rispetto all'ingresso, molto alta e a forma di V rovesciata, così come anche in questa parte.
La cosa che possiamo notare ulteriormente è questa sorta di ingresso, forse di entrata dall'alto, magari poteva essere un'entrata che poi si completava eventualmente con una scala in legno o in altro materiale, e poi possiamo notare ancora la perfezione, no, di questa struttura che appunto presenta una Tholos ancora oggi chiusa e quindi perfettamente completa. E si conclude questa puntata al nuraghe Goni. Mi raccomando, venite a visitarlo. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi ai nostri canali social Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Arrivederci alla prossima avventura e grazie per averci seguito. Ciao!